Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto da una location molto particolare oggi. Vedete alle mie spalle c'è uno stemma, è lo stemma dei Medici. Ci troviamo in una villa medicea, siamo in provincia di Pisa e oggi una sorpresa particolare. Voglio che a raccontarvi la storia di questa casa sia direttamente la proprietaria. Ci ha raggiunto anche Matteo. Ciao, oggi Laura. Giochiamo in casa, visto che le origini sono pisane. Sono tornato vicino a casa mia e ci siamo innamorati di questa villa veramente eccezionale. Però, come vi ha accennato Laura, vogliamo che a raccontarvela non siamo noi, come ormai ci conoscete, ma che ve la racconti direttamente la proprietaria. Seguiteci così andiamo su direttamente da lei. Questa casa bisogna immaginarla non come adesso, ma era coperta completamente di alberi, i tronchi d'alberi entravano dentro le finestre di sotto, dentro c'erano uccelli, c'era ogni cosa, ma noi abbiamo visto la bellezza, la purezza della facciata, ben fiorentina, toscana, una meraviglia. Io sono innamorata della Toscana e mio marito, che è ingegnere, ha visto che sì, era in condizioni brutte, ma non era solidissima, sanissima, eccetera, nonostante che sia del 1560. Partiamo da lì, è del 1560. È una villa medicea? Medicea vera, perché l'ha costruita Giulio dei Medici, che è bisnipote di Lorenzo il Magnifico, proprio in linea diretta, ma ahimè figlio naturale con una schiava, e quindi quando si è trattato dell'eredità del titolo di duca, che poi è diventato granduca, è andato al ramo laterale, è andato a Cosimo. E quindi è stato Cosimo I, però lui è stato, sto Giulio, ambasciatore di Cosimo e poi un personaggio molto importante perché è stato il primo ammiraglio della flotta medicea e stefaniana, e quando si è trattato nel 1571 la famosissima battaglia di Lepanto, hanno vinto le 7 galee pisane. Una cosa che mi ha affascinato la prima volta che abbiamo visto la casa è stato che ci sono delle finiture originali. Di originale senz'altro i pavimenti, quasi tutti tranne alcuni che sono stati rifatti nel Settecento. E comunque sono del Settecento. E comunque sono del Settecento, sì, sì. Poi tutti i travi grossi, i travi più piccoli, i travetti, chissà, non lo so. E poi la facciata è quella, nessuno l'ha toccata. Poi all'interno ci sono i camini. Che io amo in maniera particolare. Il camino, quello grande che c'è nel salone giù, anche quello è stato tutto trattato, vetrificato, pulito, sistemato, però senza alterare minimamente niente. E quello ha un valore particolare storico proprio, perché non so se ci avete fatto caso, nel centro del camino c'è lo scudo, lo stemma dei Medici, ma è semplicino, perché questo camino proviene da una casa più vecchia, precedente, quando loro erano solo ricchi proprietari terrieri e basta, ben diverso dallo stemma che c'è adesso fuori, che è tutto un fiorire di cose e di simboli, però questa era una casa di rappresentanza, tant'è vero che non ha le grate alle finestre. La pianta non era rettangolare come adesso. Casa colonica poi. Esatto, sempre nel Settecento, con questo Guadagni, che è il nobile fiorentino, che ha affittato questa casa con una postilla. Il contratto valeva fin tanto che ci fosse discendenza maschile. Ecco. Dopo 100 anni hanno avuto la scarogna nera che nascessero solo femmine,
e quindi è tornata di nuovo ai Daltamp, nella persona di un certo Marco Daltamp. Questo Marco Daltamp aveva il vizio del gioco, ma anche un Severino Federighi, medico pisano, aveva il vizio del gioco, ma uno vinceva e l'altro perdeva. E ha vinto il Federighi. E si è vinto la casa. Si è vinto, ma non solo la casa. I terreni andavano dal centro di Pisa fino a non so dove, poi andavano fino ai monti che ci dividono da Lucca e poi fino al mare. Era una roba infinita. E ha perso tutto questo e l'ha guadagnato questo Severino Federighi, e poi di generazioni fino ad arrivare a Antonio Federighi, e loro erano anche proprietari, sono tuttora proprietari della Farmigea, questa casa farmaceutica, e noi l'abbiamo comprata da lui. Siamo partiti dai medici. Siamo arrivati a noi. A voi. Ma noi, quando io avevo 29 anni e mio marito 35, quindi qualche anno fa. Vabbè, però comunque in tutti i casi ho avuto piacere infatti che la raccontasse lei la storia di questa casa, perché con tutta la bravura del mondo non avrei saputo entrare così nel dettaglio e soprattutto nell'emotività. Siamo in una location particolare. Secondo te chi è il cliente ideale per acquistare questa tipologia di immobile? Brava, grazie Laura, assolutamente. Perché Laura mi ha fatto questa domanda? Perché io quando sono arrivato qua la prima volta, che anch'io mi sono innamorato di questa villa bellissima, poi quando sono rientrato poi nel mio ruolo ho detto ok, però adesso io la devo vendere. Silvana ci ha raccontato una storia emozionante, quindi ho detto o troviamo una persona come Silvana che si innamora anche lei e prova quelle emozioni, oppure ho detto quale sarebbe il mio sogno da agente immobiliare di vendere questa casa qua. E quando stavamo rientrando in macchina ho detto cavolo, ce l'ho io il mio sogno, il mio avatar cliente, e ho pensato a uno chef stellato, uno chef importante che vuole diventare stellato, perché secondo me questa location sarebbe perfetta per tutta una serie di cose, che ora ve le elenco in maniera sintetica. Siamo vicini all'aeroporto di Pisa, all'autostrada per Firenze, siamo vicini a Forte dei Marmi, siamo vicini alle Cinque Terre, siamo vicini al mare. Abbiamo tutta una serie di caratteristiche come geolocalizzazione, ma poi soprattutto com'è la casa dentro, quindi tutta la parte sotto si potrebbe sfruttare per fare una zona spa, una buona zona benessere con massaggi di livello, quindi qualcosa a 5 stelle. Tutta la parte quindi del piano terra, i saloni possono essere adibiti appunto sia per il ristorante che per fare degli eventi, per organizzare delle feste. Tutta la parte sopra ci sono anche le due aree, ci potrebbe essere la parte per la proprietà, quindi chi gestisce l'attività, e le camere per gli ospiti, perché secondo me è anche bello, visto che ci andremo a rivolgere a un target molto alto, le persone che vengono qua magari vengono ospitate, dormono qui, come sai benissimo di chi parlo, che io siamo innamorati, anche se non siamo ancora riusciti ad andarci a trovarlo, ma ci andremo presto, soprattutto perché qui puoi essere veramente coccolato a 360 gradi. Questo è il mio sogno. Dall'altra parte abbiamo pensato anche a una famiglia numerosa che vuole una bella villa, che magari, che abbiamo Forte dei Marmi vicino, costerebbe molto di più e non si trova una location così grande. Comunque la particolarità di avere un qualcosa che ha un fascino e che ha una storia che si porta dietro sarebbe veramente un ottimo investimento. Alloggiare in una villa dei Medici non è proprio, diciamo, da tutti i giorni. Una cosa particolare è che ne sono rimaste poche di proprietà e ce ne sono proprio poche. Quindi 18 in tutto il mondo. La persona che deve comprare questa casa non è solo uno che dice compro una villa di 8 metri quadri, ma sta comprando veramente un qualcosa pezzo di storia. Un pezzo di storia, esatto. Innanzitutto non potrà essere stravolta, su questo siamo tranquilli, anche se arrivasse quello che ha delle idee strane, perché comunque la soprintendenza tutela questi immobili, quindi con i suoi pro e i suoi contro, ma
ci salvaguardia questo. Una cosa che mi stavo dimenticando è che qui abbiamo anche il progetto approvato per fare la piscina, Sì. che non esiste una villa medicea come questa con la piscina, perché non hanno mai fatte realizzare. Quindi l'altra cosa importante, chi potrebbe essere l'eventuale ospite o proprietario avrà la possibilità anche di godersi tutto il parco, ma soprattutto la piscina che è stata progettata nella parte retrostante. Noi siamo qua e vi aspettiamo. Noi vi aspettiamo e ci vediamo nei nostri video. Ciao a tutti. Ciao.